Commercio. Commercio è uno degli argomenti più complicati, difficili. Bisogna essere seri e dire che siamo in competizione con qualcosa di più grande di noi. Una volta il nostro nemico, il nostro avversario erano i centri commerciali, adesso anche i centri commerciali sono diventati piccoli di fronte al loro nemico, che è nemico anche nostro, che è il commercio online. E questi ultimi 2 anni, tutti a casa, abbiamo imparato ancora di più come funziona il commercio online e il commercio locale è sempre più in difficoltà. Allora l'idea che abbiamo pensato, creando un distretto del commercio assieme ai comuni della zona, è quello di creare un centro commerciale virtuale di Cervignano, un e-commerce di Cervignano, un portale dove mettere dentro tutte le attività commerciali di Cervignano e non solo, per consentire al cittadino di Cervignano, evidentemente, ma non solo, di acquistare online a Cervignano. È un'idea, è una proposta, funzionerà? Ci proviamo, qualcosa bisognava proporre, qualcosa bisognava attuare, qualcosa bisognava fare. Naturalmente la promozione della città va fatta anche con gli eventi e questo sicuramente proseguirà anche in questi anni. Le feste sono ormai diventate della tradizione, penso a San Martino, penso a Terrefiume. A proposito, Terrefiume il prossimo fine settimana torna dopo 2 anni di pausa a Terrefiume, che bella conquista. La festa del Refosco, abbiamo poi sì, gli eventi natalizi, la pista di pattinaggio sul ghiaccio che è apprezzatissima da tutti quanti i bambini. Vogliamo portare un nuovo evento a Cervignano, un evento che si chiama Street Food. A me piacerebbe farlo lungo le sponde, lungo le rive del fiume, per consentire alle persone di passeggiare da un lato e dall'altro del fiume mangiando dei piccoli stuzzichini, uno street food sul fiume. Io credo che ce la faremo, lo faremo, sarà un bel evento. Sono a chiudere. La città connessa. Allora, sono partiti da poco, in particolare in via Volta e in via Mercato, i lavori che riguarderanno tutte le vie di Cervignano e tutte le vie delle frazioni. Porteremo la nuova rete digitale, la nuova fibra ottica a Cervignano. Cosa significa? Significa che tutti i cittadini potranno connettersi alla fibra. Adesso dico una cosa di cui non sono esperto, quindi se c'è qualcuno esperto in informatica mi perdonerà. Non è più la fibra che arriva in cabina, ma è la fibra che arriva direttamente dentro casa. C'è un grande operatore nazionale che ha fatto un investimento milionario su Cervignano e quindi tutto il comune di Cervignano entro il 2027 sarà interamente coperto dalla fibra a casa, quindi non quella in cabina, e il comune di Cervignano non dovrà mettere un euro su questi interventi, quindi credo che sia anche questo un traguardo importante che è stato raggiunto. Noi abbiamo introdotto e creato un'app in questo mandato, si chiama Municipium, non so se tutti la conoscete, se tutti l'avete scaricata. Vi do solo un dato, abbiamo 4.000 utenti collegati, significa che quando decidiamo di mandare una notizia 4.000 telefonini suonano e ricevono il messaggio che abbiamo cercato di far mandare. Nel periodo in cui eravamo tutti chiusi a casa era diventato un momento molto atteso e quando ritardavamo di qualche minuto ricevevamo anche dei messaggi per sapere quali sono le novità, cosa è successo, perché non è ancora arrivato, quindi uno strumento importante. Abbiamo poi introdotto lo sportello telematico. Il cittadino di Cervignano può richiedere praticamente tutti i documenti direttamente seduto da casa con la propria identità digitale, lo SPID. L'abbiamo creato a giugno dello scorso anno, in 10 mesi, ad oggi ci sono state già online 650 pratiche fatte dai cittadini di Cervignano. Abbiamo creato il software di gestione degli impianti sportivi, vogliamo ampliarlo anche per le altre strutture di Cervignano, anche questo è stato un successo. Anzi, qua nel pubblico io ho visto l'ideatore del software, adesso non lo vedo più, eccolo là, ha alzato la mano, lo ringrazio pubblicamente visto che l'ha donato al comune di Cervignano.